Buongiorno amici, finalmente oggi faremo un po' di chiarezza sul mondo del coronavirus. Abbiamo qua due esperti veramente all'altezza, ok? Proprio all'altezza, a quell'altezza che ci diranno le cose come stanno. Sanno tutto di tutto, si scontreranno tra di loro con un punteggio, anzi con dei premi, ok? Per vedere chi è il vero re del coronavirus. Innanzitutto ve li vado a presentare. Da questa parte alla mia sinistra abbiamo il primo esperto, si chiama Leonardo. Liu Liu, il mio Liu Liu, e invece da questa parte alla mia destra abbiamo Ricky. Ricky Tricky. Perfetto. La prima domanda, andiamo, attenzione, pronti, mano al pulsante, perché saranno domande abbastanza semplici che neanche, secondo me, qualche adulto, qualche agente immobiliare, qualche avvocato, qualche notaio ha ancora capito. La prima domanda è semplicissima. Attenzione, che cos'è il coronavirus? Attenzione, si prenota prima Ricky Tricky. Vediamo Il un attimo. coronavirus è una specie di virus con delle specie di corona intorno. Ok, perfetto. Attenzione, sentiamo Leonardo cosa vuole aggiungere. Il coronavirus è un virus che ci fa restare a casa e non possiamo uscire, e né fare dei giri in bici e né andare fuori. Mi dispiace, ma la prima domanda, la risposta più corretta è stata quella di Liu. Perfetto, e va a vincere un primo gormita, ecco qua. Vedete il primo premio, ecco qua. Perfetto, seconda domanda, attenzione, pronti, mano sul pulsante. Voglio sapere come, dovete essere precisi, come ci si protegge dal coronavirus. Attenzione, prima si prenota Liu, vai. Con la mascherina, con i guanti, con i guanti, Scaduto il tempo, attenzione, ci giriamo a Ricky Tricky, con vediamo. la mascherina, con una maschera antigas, con i guanti antigas e una tuta. La risposta completa di Ricky Tricky, perfetto, e va a vincere il prossimo gormita. Ecco, come si chiama questo gormita? Boh, non me lo ricordo. Perfetto, benissimo, un bellissimo nome, non me lo ricordo. Ok, terza domanda. Ok, attenzione, ma questa è un po' più difficile. Chi può lavorare in questo periodo dove tutti quanti sono fermi in casa? Attenzione, si prenota prima Ricky Tricky, vediamo. Le farmacie, i Sì. supermercati, Sì. le aziende. Le aziende quali? Non lo so. Attenzione, vediamo Liu Liu. Quindi, I attenzione. supermercati. Sì. Zitto, non suggerire, signor Le esperto. farmacie. Le farmacie? Le fabbriche. E le fabbriche quali? Quelle per i mercati. Quelle per i mercati, risposta esatta! Questo è un grande, bravissimo, attenzione, altro premio, siamo 2-1. Attenzione, altra domanda. Ok, prima di tutto voglio dire, chi è che prende le decisioni in Italia e che quindi va in televisione sul coronavirus? Attenzione, si pronta Liu Liu. Il presidente. E come si chiama? Come si chiama? Attenzione, mi giro da Ricky Tricky. Matteo Salvini. No! Quello no! E quindi vince ancora Liu, il presidente si chiama Conte. Ecco, anche Salvini. Secondo chi ti sente, guarda, o è felice o è triste, qua, due cose. Attenzione, ultima domanda, anzi penultima domanda. Voglio sapere, papà, ok, quindi l'agente immobiliare quando può ritornare a lavorare? Il 4 maggio. Attenzione, Liu Liu, il 4 maggio! Incredibile! Signore e signori, campione del coronavirus è Liu Liu per il momento! Ci vediamo alla prossima manche perché il signor esperto Ricky Tricky dovrà rifarsi. Salutate? Ciao. Abbracciatevi. Grandi pupilli. Lo rifacciamo.